3 truffe online e altrettanti trevigiani raggirati. Il primo caso ha visto come vittima un 32enne che ha acquistato in rete una polizza assicurativa RCA versando la somma di 350 euro sulla carta post-pay del venditore, un 44enne napoletano. Una volta ottenuto il denaro, però, quest'ultimo, che è stato denunciato dai carabinieri di Strana, si è reso irreperibile. Simile il modus operandi di un 28enne calabrese denunciato dai carabinieri di Riese. L'uomo, con precedenti per truffa, aveva messo in vendita online un iPhone. Un 20enne del posto lo aveva contattato interessato all'acquisto, ma anche in questo caso il presunto venditore, dopo aver ottenuto la cifra richiesta di 650 euro, è sparito nel nulla. Denunciata dai militari di Castelfranco anche una 30enne pugliese che, spacciandosi per una venditrice di elettrodomestici di una nota azienda tedesca, aveva proposto ad una 35enne di Resana un robot da cucina per 1150 euro. Una volta ottenuta la somma, però, la donna è scomparsa.